Buon fine settimana, benvenuti, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, Il Punto nell'anteprima. Oggi raccontiamo insomma la settimana ed è un vero piacere averlo con noi, con Gaetano Savatteri, giornalista, scrittore. Ciao Gaetano. Ciao, ciao. Allora, oggi insomma raccontiamo la settimana, un po' raccontiamo quello che stiamo vivendo in questi giorni, lo facciamo sempre in questa rubrica che noi chiamiamo l'opinione. Oggi la tua opinione la vogliamo sapere su tanti fatti, su tante questioni. Per primo direi partiamo da Agrigento, capitale della cultura italiana. Io ci aggiungerei anche flop, perché visto quello che sta succedendo anche la Corte dei Conti adesso chiede insomma conto e ragione. Si era un po' visto, no Gaetano, dall'inizio insomma. Era un po' capito fin da prima che iniziasse l'anno di capitale italiana della cultura, perché si è capito che non c'era una struttura, un'organizzazione, uno sforzo adeguato, cambi, organigrammi, dimissioni una dopo l'altra, quindi naturalmente era evidente, anche standoci quest'estate, passandoci, non si vedevano i segni proprio della presenza di qualche cosa che modificasse per un anno la percezione, dico anche quella degli eventi. Ci potevano essere altri progetti. La Corte dei Conti oggi ci mette il timbro, diciamo, se qualcuno poteva discutere è andata bene, è andata male, la Corte dei Conti mette il timbro e dice è andata male, cosa diciamo che i cittadini e i visitatori, i turisti avevano già ben percepito, però adesso non è più una percezione così malevola o, come dice qualcuno, di chi vuole male ad Agrigento. Nessuno vuole male ad Agrigento, ancora meno i suoi cittadini che ci vivono. È un'occasione persa, no Gaetano? È un'occasione persa però. È anche un boomerang, è anche peggio un'occasione persa, perché dopo che c'è andato il Presidente della Repubblica, ci sono state grandissime conferenze stampa fatte a Roma, fatte ad Agrigento, fatte a Palermo, impegni della regione, e non è solo la sconfitta dell'Agrigento, è la sconfitta della Sicilia. Un'altra sconfitta o insomma vittoria, dipende da che punto di vista la si guarda, è quella del ponte sullo Stretto, no Gaetano? Insomma uno stop anche qui che arriva dalla Corte dei Conti, un progetto vecchio di 28 anni che non è stato, almeno queste le critiche insomma al governo, che non è stato aggiornato, si è cercato di andare avanti. In ogni caso è diventata più una questione ideologica secondo me questa realizzazione del ponte sullo Stretto, al di là dell'utilità dell'infrastruttura stessa. Certo, ma la questione del ponte non può essere una questione ideologica, è una questione tecnica, perché ci dobbiamo passare sopra qualora si facesse. Quindi non si passa sui ponti ideologici, si passa sui ponti di calcestruzzo, diciamo, ingegneristicamente validi. Se questa cosa serve, io non sono ideologicamente contro il ponte, però se questa cosa serve a fermare quello che è il rischio che avevamo tutti e che percepivamo tutti i siciliani e non siciliani, cioè che il ponte sarebbe stato una di quelle cose che si cominciavano e poi diventava la grandissima incompiuta che avrebbe devastato tutta la zona paesaggistica, il territorio, per poi rimanere a metà. Se questa cosa serve per cominciare in un modo col piede giusto, ma questa cosa la Corte dei Conti ha detto si sta cominciando col piede sbagliato, e sul ponte sullo Stretto non si può cominciare col piede sbagliato. Quindi diciamo ben venga che ci sia un grosso campanello d'allarme, uno stop, se qualcuno lo deve fare che lo faccia bene. Senti, ma tu sei di quella fazione, cioè quella che dice facciamo il ponte e poi facciamo le infrastrutture. Tu conosci zone depresse della Sicilia, diciamo almeno dal livello infrastrutturale, o dell'altro partito, cioè prima le infrastrutture e poi facciamo il ponte? No, io vorrei soltanto un esempio. Io non credo che per prolungare l'autostrada da Rosolini a Gela sia necessario il ponte. Anche perché chi deve andare da Gela a Catania dal ponte non ci passa. Chi deve, diciamo, percorrere ancora la 115 storica Agrigento, Trapani ogni giorno, e lo fa giorno dopo giorno per lavoro o per altre ragioni, non ha bisogno del ponte. Chi impiega 2 ore per andare da Agrigento a Palermo in treno non ha bisogno del ponte.
Naturalmente le cose vanno insieme. È chiaro che se c'è il ponte ci vogliono dei mezzi più veloci, ma intanto diamo questi mezzi più veloci. Credo che le ferrovie abbiano completato adesso il raddoppio da Catania a Enna. Era una cosa che dipendeva dal ponte, era una questione di volontà, non solo siciliane ma sono anche nazionali. C'era un dato che faceva riflettere, diciamo, proprio sui treni, cioè il treno veloce che dal nord parte e arriva nel centro Italia a Napoli, viaggia a una velocità di 170 km/h circa, rallenta fino a 90 km/h per arrivare a Reggio Calabria. Il treno invece che trasporta i passeggeri in Sicilia viaggia a una media oraria di 26 km/h, quindi questo, diciamo, è un manifesto. Forse in Sicilia non ci sarà mai l'alta velocità, quella a 300 km/h, ma basterebbe la velocità normale che gli stessi treni che ci sono in Sicilia raggiungono nel Lazio e Lombardia. Però con una differenza, che lì sono state fatte delle linee ferroviarie nuove, mentre le nostre ferrovie, la nostra linea ferrata siciliana è ancora quella disegnata dai Savoia dopo l'unità d'Italia, e quindi quando c'è la curva, se va più veloce il treno decolla. Senti Gaetano, ti faccio una domanda di politica, però vorrei una risposta ovviamente a modo tuo. Pietrangelo Buttafuoco tempo fa aveva detto, dice, guardate, visto che si avvicinano le elezioni regionali, in Sicilia si dovrebbe candidare Zaia, il governatore del Veneto, che siccome ha raggiunto i 2 mandati non si può più candidare in Veneto, perché ha dimostrato che le cose le sa fare. È solo una provocazione secondo te? Cioè tu vedi oggi un personaggio politico che possa in qualche modo prendere in mano le sorti della Sicilia? La provocazione di Buttafuoco ha un'altra cosa, non solo c'è il fatto che noi siciliani spesso pensiamo che chi viene dal nord ci possa risolvere le cose, perché si porta dentro una specie di efficienza antropologica. Io non credo che la soluzione sia venire dal nord e venire dal sud, credo che comunque c'è un problema della regione siciliana, dei suoi apparati, della sua efficienza, della macchina amministrativa, che è un problema che riguarda anche poi i comuni, ma che è un problema drammatico e che a un certo punto spiega la disaffezione alla politica, spiega l'abbandono alla politica, l'allontanamento e fondamentalmente il fatto che chi rimane in politica non ci rimane forse solo per fare funzionare le cose, ma per fare funzionare altre cose più private e personali. Senti, veniamo da un weekend che vede tutti insieme Halloween, quindi la modernità, le tradizioni importate dagli altri paesi, il weekend oggi Ognissanti, poi i morti, la tradizione, diciamo, tutta siciliana della ricorrenza dei defunti. Insomma, in Sicilia c'è tutto questo, no? Quindi è inutile lasciarsi andare alle fazioni pro, contro, festeggiamo, non festeggiamo, insomma è tutto insieme, noi siamo questo. Certo, ma poi probabilmente Halloween è anche un'antica tradizione latina passata poi negli Stati Uniti. A me non dispiace, tutto sommato, guarda caso, Halloween e i morti hanno una cosa in comune, che sia dolcetto scherzetto, che sia dolcetto senza scherzetto, la festa dei morti, come la chiamiamo noi in Sicilia, è la festa dei dolci dei morti, e i dolci dei morti come sempre piacciono a tutti. Anche a come noi ci sono golosi. grandi e piccini. Anche a noi golosi. Allora Gaetano, siamo in conclusione ovviamente di questa parte di trasmissione con questa opinione. Ovviamente io non l'ho detta all'inizio, ma mi sono riservato di dirlo alla fine. Tu sei l'autore di questa fiction ormai di grande successo, Macari, trasmessa sulla Rai. Intanto complimenti per i libri prima, poi ovviamente per la riproduzione, diciamo, televisiva. E com'è vivere da autore, insomma, perché dopo Montalbano, dopo Camilleri ci sei tu, eh? No, guarda, la grande emozione, e soprattutto la grande emozione, la fiction era ripartita la quarta sera, va in onda la domenica sera, e c'è un grande affetto delle famiglie, delle persone che aspettavano, che mi chiedono allora quando va in onda, che cosa succede. Questi personaggi hanno creato, grazie anche all'abilità e alla capacità degli attori e delle attrici, un grande affetto tra il pubblico che l'aspetta come se fossero persone di famiglia.
Sicilia, e io sono molto felice che sono anche persone della mia famiglia che si fanno volere bene in giro per Ma l'Italia. qual è il segreto? Raccontare una Sicilia vera, diciamo, no? Una Sicilia che è quella che vediamo noi, che viviamo ogni giorno, no? Anche romanzata. Tentare di raccontare un po' da Sicilia fuori dallo schema marranzano e cannolo, diciamo così, e che è una Sicilia dove tutti si possono trovare, non solo i siciliani, dove si possono trovare tutti gli italiani, non solo gli italiani, tutti quelli che condividono tematiche che in questo caso sono le tematiche familiari, il delitto come intrigo, come spaccato di una società. Ecco, sono cose che e ancora una volta diciamo che la Sicilia può essere metafora dell'Italia. E poi noi a questa fiction siamo davvero affezionati, perché l'attrice protagonista Ester Pantano è anche la figlia di un nostro collega che è Alessandro Pantano, quindi insomma ce la guardiamo a ogni serie, quindi anche questa serie ci guardiamo noi Macari. Grazie Gaetano Savatteri. Bravissima, grazie a voi, grazie a voi. Grazie, tra un po' inizierà il dibattito del punto, cominceremo con l'intervista a Bonelli, Angelo Bonelli, proprio sul ponte, il fronte del no che in questo momento sta festeggiando una vittoria, ci capiremo se parziale o finale, a questo progetto della mega opera sullo Stretto. Subito dopo la sigla cominceremo il punto. Benvenuti, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione di approfondimento, il punto. Oggi insomma dibattito sulla politica regionale, come sempre i temi sono tantissimi, ma ovviamente cominciamo con la notizia diciamo della settimana, lo stop per qualcuno inaspettato, per altri diciamo atteso e anche diciamo da tempo, sullo stop al ponte sullo Stretto, uno stop che arriva dalla Corte dei Conti. Ci sono delle illegittimità nella procedura e quindi insomma adesso vedremo cosa succederà. Il governo è intenzionato ad andare avanti con la costruzione dell'opera tra vari cavilli, insomma, e tra varie critiche ovviamente, e non solo dall'opposizione. È con noi oggi l'onorevole Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Bonelli, benvenuto. Allora, buonasera. Lei è certamente un rappresentante del fronte del no da sempre a questo ponte sullo Stretto, però lei è anche rappresentante diciamo, di coloro che hanno sottolineato sempre queste illegittimità in tutta la procedura. Proprio quando è arrivato lo stop della Corte dei Conti, poco prima in aula, diciamo qualche ora prima in aula, il ministro Salvini e lei avete dibattuto sul tema. Il ministro ha detto che quelli come lei sono quelli che non avrebbero neanche potuto costruire l'autostrada del Sole, tant'è che il risultato però oggi è questo, sotto gli occhi di tutti. Ma intanto io voglio dire a Salvini che grazie a lui gli italiani purtroppo si trovano a piedi, perché lui i treni li ferma. Purtroppo in Sicilia c'è ancora la littorina e purtroppo per andare da Trapani a Siracusa, come ben voi sapete, ci vogliono 13 ore con 4 cambi di treno. Ecco, questo è quello che sta facendo Salvini, l'uomo del no al progresso, dell'innovazione. E noi contro questa politica ci battiamo, però stiamo al punto. È stato presentato un progetto, noi abbiamo scoperto le carte, posso mostrarvele in esclusiva alla vostra trasmissione. Una carta che dimostra che questo progetto che è stato presentato al Paese è quello vecchio di 28 anni fa. Questo è il documento che lo attesta, guardi. Non so se lo potete vedere, questo è il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il parere del 10 ottobre del 1997 sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina, un parere di 28 anni fa, e nulla è cambiato da quel periodo. Ebbene, che cosa è accaduto però? Che hanno fatto un progetto, hanno ripresentato questo progetto vecchio e la faglia di Cannitello, nel lato di della Calabria, insiste su un'area sismica, perché nel frattempo sono state sviluppate le carte sismiche da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, da parte dell'ISPRA, e hanno evidenziato questi documenti, ovvero che nel pilone esiste
questa faglia sismica. Qualcuno dirà perché lo hanno scoperto adesso? Semplicemente perché il progetto è vecchio di 28 anni fa, non se ne sono accorti, adesso ci sono queste carte che sono nuove. La domanda che Salvini non ha risposto non tanto ad Angelo Banelli, ma alla Corte dei Conti, ma a tanti altri scienziati, perché non avete cambiato il progetto? Non hanno cambiato il progetto perché hanno voluto mantenere il vincitore della gara fatta nel 2005 agli stessi vincitori. E quindi abbiamo una gara vecchia di 20 anni che ha violato la direttiva sulla concorrenza perché da 3,9 miliardi si è passata a 14 miliardi di euro. Questo è un pasticcio, ma è anche una grande truffa ai danni dello Stato e dei cittadini, perché 15 miliardi di euro qualcuno li vuole sottrarre alle vere priorità del Paese e del Sud. Morelli, ci sono più questioni sul campo. Uno è la realizzazione dell'opera, diciamo anche dal punto di vista ideologico, serve, non serve, è utile oggi meno di allora o al contrario. Poi c'è la questione appunto di legittimità dei documenti. Abbiamo scoperto anche noi, devo dire, con grande sorpresa, diciamo proprio in questi ultimi giorni, sulle diciamo, incongruenze di questo progetto, che c'erano degli omissis e delle non risposte a delle richieste specifiche diciamo, dei giudici, perché finanziare un'opera così importante diciamo, ha anche delle grandi responsabilità. Quindi punto di vista tecnico, punto di vista ideologico, punto di vista politico, appunto lo scontro che c'è sempre, noi ce lo ricordiamo da siciliani ovviamente da sempre su questo ponte. Partiamo dalle questioni di legittimità. Cioè, lei ne ha segnalate qualcuno, però diciamo, come dicevo prima, ne abbiamo scoperte alcune che sono veramente, mi passi il termine, quasi imbarazzanti. E sono imbarazzanti perché, ad esempio, i dati dei flussi di trasporto non sono veritieri. Infatti, non è un caso che per decreto Salvini ha neutralizzato il parere non solo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma anche dell'Authority di regolazione del traffico, che era demandata proprio a dire quanto traffico sarebbe passato col ponte sullo stretto di Messina. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato neutralizzato, gliel'ho detto, ma anche il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha detto guardate che state facendo un regalo ai privati, se ne sono infischiati. Ecco, tutto ciò francamente deve riflettere perché non c'è un problema ideologico, guardi. Si vuole fare il ponte? Bene, ma per quale ragione non si fa un progetto moderno che consideri la parte sismica e consideri tutta una serie di aspetti fondamentali a partire dal fatto che c'è un progetto il cui costo è lievitato da 3,9 miliardi a 15 miliardi di euro. Per quale ragione dobbiamo utilizzare queste risorse in maniera così approssimativa e superficiale? Questa è la domanda che io faccio, lo dico anche da siciliano, perché anch'io sono siciliano, mio papà è nato a Ravanusa, ad Agrigento, io ricordo quando da piccolo mi portava da Villa San Giovanni a Messina col traghetto, poi prendevamo la Littorina e andava così lenta la Littorina che mio papà scendeva per raccogliermi i fichi d'India e poi risaliva. A me prendeva un'angoscia perché pensavo che poi non riuscisse più a salire. Lei sa bene da siciliano che la Littorina ancora esiste in Sicilia, nulla è cambiato. Non esistono neanche i treni veloci, però su questa questione ha risposto Ciucci in questi giorni, dice, anche cioè non serve, ha detto Ciucci, una nuova gara nemmeno per l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, ha detto, dice non serve una gara perché dice, i costi sono lievitati diciamo, da allora ad oggi e sono stati aggiornati con l'inflazione, quindi diciamo, resta tutto diciamo uguale. Ma guardi, è come dire all'oste se il vino è buono. A Ciucci possiamo dire, fare questa domanda. Il punto è che Ciucci è la parte interessata. Il tema invece è che un organismo dello Stato, previsto dalla nostra Costituzione come la Corte dei Conti, ha rilevato che ci sono profili di legittimità a partire dalla gara europea. A chi diamo retta? All'oste che ci dice che il suo vino è buono o a un organismo terzo che per conto dello Stato verifica la legittimità? Guardate che una democrazia si misura anche la capacità di garantire l'equilibrio tra poteri.
In questo momento c'è qualcuno che si sente padrone dello Stato, a partire dalla Meloni e di Salvini, che vorrebbero, come dire, mettere all'angolo Corte dei Conti, magistrati e quant'altro. La questione è molto chiara. Questo tipo di opera dovrebbe costare molto, molto, molto di meno di quanto la vogliono far pagare. Vi dirò ancora di più. Silvio Berlusconi, quando presentò il progetto e fece fare la gara d'appalto nel 2005, lo fece però con un project financing che prevedeva che il 60% dei costi fossero a carico dei privati e il 40% a carico dello Stato. È arrivato Salvini e ha detto e ha comunicato al Paese che paga Pantalone. Il 100% viene pagato tutto dagli italiani. Bello fare impresa con i soldi degli italiani. Ecco, francamente, qualcuno ci sta facendo rimpiangere Silvio Berlusconi in questo caso. Devo dire, detto, detto da lei, insomma, fa davvero specie. Esattamente. C'è anche un'altra questione che riguarda appunto il ponte. Lei ne ha fatto cenno. Cioè il governo, insomma, comunque vuole andare avanti. L'ha detto in questi giorni, aspetterà questi 30 giorni fatidici per leggere le motivazioni, ma poi, diciamo, l'idea è comunque quella di andare avanti. E c'è anche, diciamo, dal punto di vista delle procedure la possibilità di andare avanti. Che succederebbe in questo scenario? Ma guardi, dal punto di vista delle procedure, è una procedura forzata che prevede ovviamente di andare avanti senza il visto di legittimità, che espone chiunque firmerà quell'altro a responsabilità civili e di danno erariale. Io vorrò vedere un funzionario dello Stato che firmerà di fronte a un visto di non legittimità perché Salvini fa dei capricci, perché non vuole rispettare le regole. Ma se dovessero fare questo, siccome il regolamento europeo prevede che una volta che c'è una decisione di un organismo giurisdizionale finale, in questo caso la Corte dei Conti, qualunque cittadino della Repubblica può ricorrere alla Corte di Giustizia. E siccome io sono un cittadino della Repubblica Italiana e sono anche un parlamentare, io alla Corte di Giustizia andrò e le assicuro che vinceremo, perché di fronte a una palese violazione della direttiva europea in materia di concorrenza e non solo quella, e di fronte a dati che non sono veritieri, un giornalista del Corriere della Sera importante come Federico Fubini ha fatto notare proprio quanto sia approssimativo il calcolo, volutamente approssimativo. Penso che il governo non solo si farà male, ma sta facendo del male al paese perché sta sottraendo 15 miliardi di euro che potrebbero essere destinati alla sanità, ai trasporti, alle pensioni. Per fare quest'opera hanno sottratto ai siciliani, alla Calabria, i fondi di sviluppo e coesione destinati alle vere opere prioritarie. Io mi meraviglio che il presidente della regione Schifani, come quello della Calabria, si siano fatti scippare questi soldi che sono soldi dei siciliani. Tra l'altro hanno dato anche 1.300.000 euro in più all'infrastruttura proprio dalle casse della regione siciliana. Sono quelli che chiedono adesso indietro, ovviamente, i partiti di opposizione. 300 milioni. 1.300.000.000, sì. Un miliardo. 1.300.000.000, sì. Salvini ha detto, dice, guardate però, se voi fermate questa struttura, cioè già adesso, diciamo, questo sarà un danno per i cittadini, per le imprese. Abbiamo visto anche diciamo, la corsa alle candidature, appena WeBuild ha aperto le candidature per lavorare nei cantieri del Ponte sullo Stretto, 4.000 candidature in poche ore, manodopera soprattutto ovviamente, tecnici, ingegneri, insomma, utili alla costruzione dell'opera. Salvini ha detto questo è un danno per i cittadini e per le imprese, ma diciamo, questo è un danno causato non solo da voi, che secondo Salvini siete il partito del no, ma soprattutto dalla casta giudiziaria. Guarda, il partito del no è Salvini, io ribadisco, perché uno che ferma i treni un giorno sì, un giorno no, perché non funzionano, perché ci sono ritardi, perché non ci sono investimenti, è un vero disastro questo ministro, che non so perché fa il ministro delle infrastrutture. Però mi consenta, guardi, ci sono 15 miliardi di euro di soldi pubblici. Ma se noi li investissimo per fare infrastrutture, ad esempio nella difesa del suolo, nel rischio antisismico, per fare treni e costruire anche treni, ma pensa che non realizzeremo migliaia e migliaia di posti di lavoro, magari ne realizzeremo tantissimi. Quindi il punto è un altro, il punto è che vogliono fare i furbi con i soldi degli italiani. Questo io non glielo consentirò, e chi è l'uomo del no è proprio lui. Tra l'altro c'è un problema, Salvini 7 anni fa la pensava come me, usava le mie stesse motivazioni per dire, diciamo, sull'inopportunità del ponte sullo Stretto. Poi ha cambiato idea quando ha fatto ministro. Chissà perché ha cambiato idea.
Senta Bonelli, in chiusura, chiaramente diciamo, lei sa quanto questo tema è sentito ovviamente sulla sponda siciliana, sulla sponda calabrese, è chiaro che è un tema che da sempre appassiona anche negli scontri i cittadini. Come finirà secondo lei? Il rischio che io voglio che il mio paese, il nostro paese non corra è che siano regalati soldi ai privati. Perché una volta, se dovessero essere firmati i contratti e qualcuno vedrà che quest'opera dovrà essere rivista, ci sarà una penale che è pari al 10 o al 15% del valore dell'opera. Io penso che tutto si stia giocando intorno a questa questione, ovvero prendersi il 10-15% della penale, che del 15%, quindi stiamo parlando di quasi 2 miliardi di euro. Io penso che ci sono grandi problemi, ma penso anche, sono convinto che alla fine lo Stato di diritto trionferà rispetto a chi pensa che può fare quello che vuole. Mi scusi, le faccio una domanda e poi la ringrazio dell'avermi ospitato nella sua trasmissione. Ma lei si immagina un cittadino che 28 anni fa ha chiesto di costruire una casa o di fare uno stabilimento industriale e ottiene la concessione edilizia dal comune o dall'autorità che la deve rilasciare? Ebbene, dopo 28 anni quella struttura non l'ha realizzata perché non ha applicato le disposizioni di quella concessione. Ma dopo 28 anni si sveglia e dice: va bene, io adesso lo faccio. Quella roba non è valida, deve riandare da chi gliel'ha data e farsene fare una nuova, perché nel frattempo sono cambiate leggi, deve verificare tutta una serie di questioni. Ebbene, per un cittadino comune questa legge si applica, ovvero che deve rifare. Per chi invece deve fare il ponte, la legge non si applica. Ecco, vede, c'è un problema anche di come si è uguali davanti alla legge, ovvero davanti alla Costituzione della Repubblica Italiana. Ricordo poi anche che ovviamente già sono cominciati gli espropri nella zona, diciamo, di dove dove dovrebbero sorgere Si devono i fermare, cantieri. si devono fermare perché sono procedure illegittime al momento. Ma diciamo, io su questo però, sa Bonelli, io diciamo, ho qualche dubbio perché veramente ho percepito che il governo proprio in questi giorni, Salvini dice i cantieri li dovevamo aprire a novembre, poco male, li apriremo a febbraio, faremo passare le vacanze di Natale, ma quei cantieri li apriremo, quindi diciamo, questo governo vuole andare dritto per la sua strada. Io diciamo, E anche noi andremo dritti, perché il tema della violazione della direttiva sulla concorrenza è un elemento insuperabile. Hanno violato il 50%, hanno violato la ragione sociale di quel progetto, perché il progetto di Berlusconi era quello che loro hanno messo in essere, era un progetto che prevedeva 60% di finanziamento dei privati, oggi il 100% è pubblico. Mi scusi, ma se lei fosse un grande imprenditore nella società delle costruzioni di ponti e non aveva partecipato a suo tempo perché non gli piaceva il project financing a 60-40, e oggi si vede che chi ha vinto ieri glielo danno al 100% pubblico, quindi senza rischio di impresa, ma lei non si arrabbierebbe un po'? anche più di Io un posso po', solo devo mi dire. arrabbierei un po'. Anche più di Io mi un po'. arrabbierei un po', Anche perché più. c'è una violazione della direttiva sulla concorrenza. Su questo è un elemento insuperabile, Salvini lo sa, e su questo, per quanto mi riguarda, troverà un muro che si chiama Angelo Bonelli. Senta Bonelli, faccio una domanda al cittadino Bonelli. Ma a lei questo ponte, diciamo, con tutte le procedure in regola, come dovrebbero essere, come le vuole lei, le piace o no? Ma guardi, io penso che la Sicilia ha delle priorità. Quando Salvini dice che il ponte resisterà al peggior sisma e quando vedremo e potremo vedere Villa San Giovanni e Messina rasa al suolo, ma il ponte rimarrà in piedi, ecco, io penso che questa sia un'aberrazione. Penso che la vera grande priorità della Sicilia è fare le infrastrutture, le ferrovie, mettere a posto i ponti, mettere a posto il rischio sismico e poi parliamo di quello che deve essere il ponte. Non mi ha risposto però. No, non è che non ho risposto, lo ritengo che non sia assolutamente una priorità in questo momento. Va bene, grazie onorevole Angelo Bonelli per essere Grazie di avermi stato con ospitato. noi, grazie. Grazie. Buon lavoro. Noi ci fermiamo, piccola pausa, poi comincia il dibattito anche sui temi del ponte con tutti gli ospiti della politica regionale, giornalisti, insomma con il nostro punto.
Rientriamo all'interno della nostra trasmissione, cambio di ospiti, stanno già chiacchierando, io veramente sono senza parole. Allora, benvenuto all'assessore agli enti locali, l'assessore regionale agli enti locali Andrea Messina, benvenuto Messina di ritorno, viene spesso nella nostra trasmissione, benvenuto al deputato regionale Salvo Tomarchio di Forza Italia, l'assessore ovviamente originariamente prima di diventare istituzione è deputato regionale eletto nella DC di Tito Cuffaro. Collegati Nello Di Pasquale, deputato regionale del Partito Democratico, benvenuto Di Pasquale, fresco anche, insomma, parleremo anche un po' di questo Partito Democratico. Saluto Luigi Sunseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, benvenuto Sunseri. Salve. Ci ha raggiunto il nostro Antonio Condorelli, oggi collegato per l'occorrenza. Ciao Antonio. Non mi sente forse. Antonio, mi senti? Io non sento Antonio, però cerchiamo di capire perché. Eccoci. Oh, eccolo qua, Antonio. Allora, bella settimana, no Antonio? Bella intensa, stop al ponte, Schifani, insomma, sempre attaccato da tutti i lati, la DC, insomma, che fa parlare di sé, il Partito Democratico che si divide, poi chi c'è più? Fratelli d'Italia sono diventati Fratelli Coltelli, insomma, di tutto di più in mezzo in questa politica regionale. Stiamo bene. Sì, la Sicilia come sempre è laboratorio anche in tema di litigi, soprattutto nel settore dei litigi. Stavolta devo dire che non si tratta di maggioranza contro opposizione, ma maggioranza contro maggioranza, perché al momento ci sono tra 2 e 3 maggioranze che governano la Sicilia. Devo dire che anche nel Partito Democratico c'è qualche problemuccio, almeno siamo a 2 partiti democratici, quindi con questi presupposti l'inverno si preannuncia abbastanza caldo. Anche perché andiamo verso le candidature, no? Adesso cominceranno le scadenze elettorali, le amministrative, fino ad arrivare poi ovviamente alle scadenze più importanti, regionali e politiche. Allora partiamo dall'assessore. Assessore, rappresentante della Giunta, rappresentante del suo partito, ovviamente, la Nuova Democrazia Cristiana. Ci sono più maggioranze? Beh, negli ultimi tempi abbiamo assistito ovviamente all'interno dell'Assemblea di atti o di norme approvate anche in maniera un po' trasversale o con maggioranze magari non tradizionali. Siamo in un momento chiaramente di verifica, il Presidente Schifani si sta adoperando per trovare una coesione soprattutto nell'ottica della prossima scadenza della finanziaria e quindi credo che c'è da parte di tutti l'interesse ma anche la responsabilità di cercare di portare a casa una finanziaria che dia risposte, soprattutto in un momento in cui abbiamo una capacità di risorse un po' straordinarie rispetto al passato. È il momento ovviamente di concentrarsi e dare risposte ai siciliani. Tomarchio, allora. Secondo... Ma siete veramente un partito dilaniato? Cosa succede? No, assolutamente no. Si litiga quando c'è qualcosa su cui discutere e fortunatamente rispetto a tanti anni in cui magari c'è stato poco di cui discutere o perché non c'erano risorse da stanziare o perché il dibattito era totalmente appiattito, oggi c'è qualcosa su cui discutere e quindi si discute dentro i partiti, guai se non fosse così, si discute anche tra alleati, ma questo credo che sia sempre accaduto, è accaduto in tutte le legislature. Forza Italia, a differenza di quanto si legge sui giornali, vive un momento di grande dibattito interno, l'ha inaugurato anche il segretario nazionale. L'idea del congresso regionale è un'assoluta novità in quello che era un partito gestito per intero da parte di partito azienda, no? Partito azienda di Silvio Berlusconi. Oggi ci sono delle regole chiare, tra l'altro aggiornate nei giorni scorsi in conferenza nazionale, insomma ci sta che si discuta. Non c'è dubbio. Partito Democratico, dimmi Antonio. Una curiosità, ma è lui o non è lui il paperone più ricco dell'Assemblea regionale siciliana con 414.000 euro l'anno di reddito? Ma cosa fa questo Salvo Tomarchio? Guarda, rispondo subito. Al di là dei paperoni o delle classifiche, io non ho mai sottolineato questo aspetto. Quello si rifà a quella che era la mia vita precedente, cioè l'attività imprenditoriale che svolgevo, e da quando ho iniziato questa avventura in Assemblea regionale, pur non essendo obbligato giuridicamente a dimettermi da alcunché, ho lasciato per evitare ogni qualsiasi tipo di conflitto di interessi, pur non essendoci una norma che lo dicesse,
ho dato le dimissioni da tutto quello che era il mio mondo aziendale, quindi se proprio dobbiamo dirla, quella Cosa non è... produceva? È diventato Vigilanza, povero? Che cosa? No, se proprio dobbiamo dirla, quello è quello a cui ho rinunciato, dato che ormai è di dominio pubblico, quello è quello a cui ho rinunciato per fare politica. Quindi più che Paperone gli appellativi dovrebbero essere altri, ma siamo in televisione, quindi non mi sembra cordiale dirlo. Vabbè, Paperone come... Vabbè, non sarà il San Francesco dell'Ars. Vabbè, ma che ti interessa? Che gli fai i conti in tasca? Io credo povero Marchio, povero si potrebbe dire. credo che nei prossimi anni faremo un'analisi e il buon Antonio Condorelli farà sicuramente un articolo in cui dirà il primo che da quando è entrato in politica non si è arricchito, ma anzi, però dico non credo che sia questo il punto del dibattito. Però, anche questo, no, delle classifiche, diciamo, lo facciamo, lo mettiamo dentro. Come Di Pasquale, che è Paperone, no? Paperone di Ragusa. No, io no, purtroppo sono tra i più poveri dell'Assemblea. Detto questo, Senta, Di Pasquale, questo Partito Democratico, siete freschi di assemblea? Cioè, mentre voi facevate l'assemblea c'era un'altra assemblea in corso, quella delle proteste, insomma, un convegno che si è tramutato poi come dire, in raduno dell'antitesi della mozione Barbagallo. Insomma, che periodo state vivendo voi del Partito Democratico? Allora, voi nell'introduzione avete detto la maggioranza litiga, il Partito Democratico litiga. Innanzitutto mi permetto di dire che noi abbiamo una contrapposizione che c'è stata in corso nella fase precongressuale, quindi non c'è nessuna novità. Questa contrapposizione non si è ancora sanata, però la differenza qual è con la maggioranza? Che noi negli organi assembleari, nelle istituzioni siamo uniti. Noi ci sono state le scorse variazioni di bilancio, non c'era un'opposizione, un partito democratico che si è diviso. No, noi tutti e 11 in maniera compatta ci siamo mossi e abbiamo fatto la stessa strategia. La maggioranza no. La maggioranza che litiga combina i guai perché rende ingovernabile la Sicilia, quindi c'è un pochino di differenza se litiga l'opposizione rispetto a quando litiga la maggioranza. E noi ci troviamo una Sicilia purtroppo che è ingessata, che si occupa solo di un po' di gestione, proprio perché non c'è una maggioranza coesa, non c'è una maggioranza che è collegata da un progetto di sviluppo, ma che aspettano le finanziarie e le variazioni di bilancio, così come ha detto l'assessore, per trovare una sintesi su come ripartire le risorse. Allora, Tomarchi e poi parola a Luigi Sunseri. Una domanda per l'amico Nello De Pasquale, senza voler rubare il mestiere a Luca Ciliberti. Io mi chiamo Di Pasquale. Non ti so, detto De Pasquale, quando ti candidi metterai anche detto De Pasquale. No, quindi Di Pasquale. Ma io non c'ero perché non mi ero candidato e quindi non c'ero. Ma nella legislatura Crocetta, quando governava il PD invece, accadevano queste cose o non accadevano? È una domanda seria, cioè io non c'ero. Assolutamente no. Assolutamente no, ma ancora venire a parlare di Crocetta, governate la Sicilia da 10 anni, avete governato la Sicilia per 30 anni, negli ultimi 30 anni lo stesso gruppo dirigente che governa ora la Sicilia, che comanda la Sicilia, ha governato in Sicilia, ancora pensate di parlare di Crocetta? No, dico che di franchi tiratori, ma di franchi tiratori anche nel centro-sinistra ci sono sempre, vedi l'elezione di Prodi al Quirinale, ce ne sono di storie di franchi tiratori. Di queste vergogne che si stanno vedendo ora non ce ne sono mai state. Beh, in effetti devo dire che è un periodo particolarmente intenso da questo punto di vista, cioè tutti contro tutti, davvero a memoria mia non lo ricordo vicino. Sunseri, lei anche insomma da qualche anno in assemblea? No, c'erano. Sì, ma no? Certo, arriva la difesa, uguale c'erano. Crocetta e le imboscate. Quello che è successo nelle scorse variazioni di bilancio, ti invito a dirmi qual è l'anno di variazione di bilancio o di finanziaria dove è successo quello che è successo un mese fa. Cioè si mettevano d'accordo prima, questo è il tema, no? Messina. Non si arrivava a questi livelli, insomma. Sunseri, no? Insomma, che le ha viste un paio di situazioni.
anche col governo precedente, sempre governo di centrodestra. Intanto lasciatemi dire che almeno il Movimento 5 Stelle è in salute, non ci sono guerre interne, questa è sicuramente una cosa molto positiva per noi. Detto ciò, non le nascondo che io... Catania no, però non siete in salute, c'è un'ala che è un po' di resistenza. Ma non penso proprio. Insomma, No. poi se vuoi ne parliamo, però diciamo certo. la derubricherei come un formicolio. Detto ciò, Chi vuol sentire senta, no? Sul non le serio. nascondo che in 8 anni di assemblea io non ho mai visto quello che è successo nell'ultima variazione di bilancio. In questo momento Renato Schifani non ha una maggioranza, cioè non esiste una maggioranza a sostegno del governo, ma non manca non solo dall'ultima variazione di bilancio, non manca già da tempo. Possiamo provarci, ma non ricordo una norma che possa in qualche modo incidere sulla regione siciliana. Noi negli ultimi 3 anni abbiamo approvato solamente finanziari e variazioni di bilancio, non c'è in alcun modo una legge di riforma. Guardi, lei lo sa, io sono stato uno dei più grandi competitor, comunque deputati più attivi contro Musumeci, e comunque il presidente della regione veniva in aula, rispondeva, attaccava e si faceva attaccare, a differenza che invece del presidente Schifani, che a parte il primo giorno si è dichiarato parlamentarista, poi di fatto non si è mai più presentato in aula, non viene mai, non risponde mai, non rischia mai le aule dove si possono sollevare dei problemi come quelli del turismo, come quelli della sanità, non ha portato una legge di riforma, una sola portata, quella dei consorzi bonifica, bocciata al primo articolo, cioè capisce che stiamo parlando di un mondo in cui praticamente ci si ritrova solo quando c'è un bottino da spartire e lo si fa in maniera... Allora, sul serio, un attimo, la interrompo perché le faccio sentire una dichiarazione a lei, così come a tutti gli altri ospiti, soprattutto agli esponenti della maggioranza, una dichiarazione che ha rilasciato il presidente Schifani in occasione di una inaugurazione nel Catanese, nella nuova tratta ferroviaria. Schifani ha detto delle cose, diciamo, per gli analisti politici davvero molto interessanti. Sentite, cose che non aveva mai detto in realtà. Prego. Da quando mi sono insediato non mi è mai mancato un incontro di giornalisti che già il giorno dopo mi si parlava di Schifani bis. È come se il tema della stampa sia esclusivamente o principalmente lo Schifani bis. Io ritengo che un programma serio, concreto da parte del Presidente della Regione, poi se è serio e concreto il mio saranno i cittadini a spiegarlo, meno necessiti di 2 mandati, o in campo i termovalorizzatori, le terme, i processi di privatizzazione, c'è tutto un programma che sta andando avanti. Poi tra l'altro la regola sino ad oggi è stata sempre quella della conferma dei presidenti di regione uscenti, almeno nella nostra coalizione, però è evidente che deciderà la coalizione, non decido da solo, sono espressione di una coalizione alla quale sto lavorando bene, con una coesione coesa, compatta, e quindi su questo poi le scelte sono collegiali. Vi sono le regole e devo dire che i dati economici che stiamo consumando ci incoraggiano moltissimo. La regione è cresciuta l'anno scorso nel 24 come prima, in tutta l'Italia come PIL, è crollata la disoccupazione, quindi alla parola crollata io mi ero preoccupato leggendo il titolo, invece il crollo della CIG, scusate, appunto, significa che aumenta l'occupazione. È un governo che si pone in sintonia, e lo ribadisco, l'ho sempre detto, in continuità con quella che è stata l'azione del governo di Nello Musumeci, perché i fatti non avvengono soltanto per caso, ma perché evidentemente si eredita un percorso che era stato portato avanti da Nello in un momento che ha dovuto affrontare, ho detto sempre che non invito a nessuno, quella alla gestione del Covid. Ecco, la Lantieri resterà... No, ragazzi, una alla volta, la per Lantieri favore. resterà in Forza Italia? Prego? La Lantieri. Ma leggo dalla stampa, l'onorevole Lantieri, eletta nelle liste di Forza Italia, eletta vicepresidente dell'Assemblea della Regione, dell'Assemblea regionale in quota Forza Italia, che intenderebbe transitare. Devo dire che io non ho mai visto di buon grado i passaggi a freddo tra un deputato e un altro all'interno di una coalizione, lo dico per il centrodestra, lo dico per la sinistra, credo che siano fatti, diciamo, di malcostume politico, però naturalmente ognuno è padrone delle proprie scelte. Dico anche che a Roma, per esempio, i regolamenti prevedono che quando un parlamentare, deputato o senatore, viene eletto all'ufficio di presidenza e poi cambia gruppo, decade automaticamente da quel ruolo.
In Regione questo non c'è, ma credo che il senso di responsabilità politico dell'onorevole Lantieri la porterebbe, se dovesse lasciare il partito, a dimettersi da Presidente dell'Assemblea regionale. Allora, lo dico a tutti, guarda Antonio Condorelli però che insieme a me non fa il politico ma fa il cronista. Una giravolta, c'è una inversione a U del presidente Schifani, comincia a nominare Nello Musumeci, dice questo governo è in continuità col governo della regione di Nello Musumeci, che aveva detto, diciamo, mai pronunciato prima il nome di Musumeci prima, ma dall'altro lato, da Musumeci, arriva proprio un diniego di questa storia. Musumeci ha sempre detto il mio governo non è, anzi il governo Schifani non è in continuità col mio governo è stata una parentesi che si è chiusa quando me ne sono andato io. Parla anche della coalizione, deciderà, e guardo qua la coalizione, meglio gli esponenti di questa coalizione, sulla mia ricandidatura, deciderà la coalizione. Lui diciamo, non aveva mai fatto questa apertura, no? Il presidente Schifani aveva sempre detto, dice io governerò, poi mi toccherà, se di giusta regola secondo lui, la possibilità di ricandidarmi se io vorrò, e poi insomma parlare con i partiti della coalizione. E poi la questione che riguarda l'ADC, Luisa Lantieri praticamente ha detto se Luisa Lantieri se ne va da Forza Italia o se formalizza questo passaggio che credo ormai, no, Messina sia in atto, lasci almeno l'ufficio di presidenza perché era un posto che spetta a Forza Italia. Io Condorelli credo che sia frizzato, allora faccio a tutti questa domanda, parto da Forza Italia, parto da Tomarchio. Che è successo al presidente Schifani? Secondo me non è accaduto nulla di diverso da quello che è accaduto in questi anni, cioè vale a dire, intanto cerchiamo di capire il personaggio. Non stiamo parlando di un personaggio che ha inseguito o costruito la sua candidatura alla presidenza, come probabilmente credo sia accaduto molto tempo prima sia al governatore uscente Musumeci che a Crocetta che a quelli che lo hanno preceduto. Chi lo ha preceduto è un soggetto politico, sono soggetti politici che hanno costruito e ricercato la candidatura alla presidenza della regione. Per Renato Schifani non è valso questo. Schifani è stato chiamato nel lontano agosto del 2022 da tutti i leader di partito nazionali chiedendogli in parte oserei dire quasi un sacrificio per uno che ha la sua storia politica, che era quello di governare la Sicilia. Dico sacrificio perché dopo essere stato abituato a gestire aule parlamentari nazionali molto, diciamolo, più ordinate rispetto a quelle siciliane, certamente è un sacrificio governare questa regione, anche perché, lo sappiamo tutti, non mancavano a lui i seggi garantiti a Roma. E invece Schifani, da buon siciliano, ha fatto un passo indietro e ha detto bene, io corono la mia carriera non con ruoli ancora più prestigiosi di quelli che ha ricoperto, ma lo faccio governando la mia terra e provando a cambiarla. Ora arriva il tema della riconferma, probabilmente in modo un po' prematuro, perché comunque mancano ancora 2 annetti o 1 anno e mezzo e poco più, a seconda dell'election day o meno con le nazionali a maggio-giugno del 2027, qualora ci dovesse essere. E Schifani dice una cosa normale da uomo delle istituzioni e da uno dei fondatori del centrodestra, che è quello di dire: qualcuno mi dovrà spiegare perché non devo essere io a riguidare questa coalizione. Quindi è normale che in realtà non ha detto così, ha detto prima sempre così, adesso in questa uscita ha detto se i partiti vorranno, cioè se la coalizione vorrà, no, Messina mi guarda perché ha detto così. Credo che sia un modo, ha dato in qualche modo come dire, intanto come dire, un via libera, un'apertura quantomeno rispetto alle sue posizioni di arroccamento, è un modo diverso di dirlo. Insomma, non è tanto io sono qui, se si dovesse ritenere che ho governato bene, è naturale, come è accaduto in tutte le altre regioni d'Italia dove governa il centrodestra, è naturale, ultima la Calabria, o chiudo, è naturale che ci sia uno Schifani bis. Qualora non dovesse esserci, deve essere la coalizione a dirmi perché no. Allora, Condorelli, o no? Ho notato o abbiamo notato qualcosa, diciamo, di più di quello che ha detto, di quelle che dicevano le parole di Schifani, o diciamo semplice formalità? No, la situazione c'è, è politica. Prima tutti ripetevano come un Vangelo, recitavano un Vangelo sul bis di Renato Schifani. Ora purtroppo nel momento in cui Fratelli d'Italia si muove in un certo modo e nel momento in cui questa questione dei franchi tiratori, che come dicevo prima c'era anche ai tempi di Crocetta, non in questa entità ma c'era anche ai tempi di Crocetta, solo per onor del vero,
ed era l'UDC in quel caso, e in questo momento diciamo che alcuni equilibri importanti a livello nazionale stanno vacillando, e quindi Schifani in questo momento, che comunque è dalla parte della ragione almeno politica, perché lui è il capo della coalizione, si ritrova ha consegnato degli assessorati ai partiti, deve affrontare però quell'altro problema, che molti assessorati e molti assessori non rispecchiano la volontà dei singoli componenti dei gruppi parlamentari che lo sostengono, a partire da Forza Italia. Guardate che dentro Forza Italia l'atmosfera è incandescente. Si sente male, Di Antonio. Forza Italia, Si sente male, dobbiamo ristabilire la situazione con Antonio Condorelli, perché si sente molto male. Assessore Messina, nel frattempo vi ricordo qualche giorno fa un redivivo ex assessore della giunta di Nello Musumeci, Manlio Messina, diciamo che sta sparando a zero, amico tra l'altro del deputato Luigi Sunzeri, eccolo qua che alza la mano e riconosce con un sorriso sarcastico di amicizia, ha detto, dice: se Schifani sarà il candidato del centrodestra, sappiate che io, se Schifani sarà di nuovo ricandidato, sappiate che mi candiderò io contro di lui, perché leggo testualmente, qualora, eccolo qua, mi candiderò personalmente contro di lui, la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, libera da condizionamenti e capace di restituire dignità e prospettiva a questa terra. Quindi al di là, diciamo, di questo post, Messina ride, insomma. Allora, io Prego, volevo precisare, poco fa si parlava della continuità, ma è chiaro che un governo amministra sempre in continuità di quello precedente, a prescindere dalla coerenza politica o dalla vicinanza politica, perché è ovvio che tante attività, anche quelli progettuali, soprattutto quelli che riguardano i fondi strutturali, e questo governo ovviamente ha trovato una progettazione e tutta una serie di attività in corso che chiaramente sono utili alla Sicilia, al governo dei siciliani, quindi non v'è dubbio che si continuano tutte le cose che sicuramente diceva anche Musumeci, però. E lo diceva anche, però dico la verità. Sempre voi c'eravate, però, sempre il centrodestra. E dico, ma se sono cose valide, se sono cose utili, soprattutto se sono i fondi strutturali che già sono pianificati, che già c'è una programmazione, che c'è un'attività in corso, non ha senso interrompere e ricominciare da capo, perché questo significherebbe ovviamente perdite di tempo e rischio anche di perdere le risorse. Quindi non v'è dubbio che la continuità c'è sempre, quella amministrativa fra un governo e l'altro. Nella nostra fattispecie c'è anche una continuità politica, e dico la verità, il Presidente Schifani anche in giunta lo ha detto sempre, che tante azioni, tante attività che portiamo avanti provengono ovviamente da una programmazione del governo Musumeci che noi stiamo cercando di portare a termine, ma su questo io non vedo nessun tipo di scandalo, anzi credo che sia la normalità. Non è che ogni governatore, è come ogni sindaco che arriva, che interrompe e azzera quello che ha fatto l'amministrazione precedente solamente perché non era in linea politica, magari lì c'erano decine di azioni valide e utili per il territorio, per la comunità. Quindi secondo me è giusto e corretto che sia in continuità, ancor meglio quando c'è una coerenza e una comunità politica. Poi allora, prego Messina, se no andiamo in pubblicità e continuiamo. Sì. Ha finito il ragionamento? No. Vabbè, sì. Allora andiamo in pubblicità e ristabiliamo il collegamento con tutti gli ospiti, anche con Antonio Condorelli, e ritorniamo. Allora, rientriamo in studio. Stavamo affrontando appunto la questione del Presidente Schifani, che ovviamente ha aperto a una sua ricandidatura sempre se la coalizione è d'accordo. Ma poi ha fatto una parentesi anche riguardo l'assessore Messina, che è qui con me, insieme al deputato regionale Salvo Tomarchi di Forza Italia, insieme a Nello Di Pasquale, deputato regionale del Partito Democratico, Luigi Sunzeri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio Condorelli, collega giornalista e opinionista di questa trasmissione. Dicevo, Messina ha fatto riferimento anche a Luisa Lantieri. Luisa Lantieri, insomma, i giornali hanno scritto nei giorni scorsi che diciamo, lasciava Forza Italia, partito con il quale è stata eletta, per passare al vostro partito, al Partito della Democrazia. Dico la verità, noi saremo ben lieti se vuole aderire al nostro partito della DC, però fino ad oggi in effetti Luisa Lantieri non ha dichiarato nulla, ne hanno parlato solo i giornali, così come ne parlano probabilmente da qualche anno a questa parte, ma
Difatti, a mio avviso, a tutt'oggi ancora non c'è una vera novità, quindi ne parlano i giornali, va bene, ma fin quando Luisa non deciderà nulla, ovviamente non ha senso neanche questa discussione. E poi, per la serietà che conosco io, l'onorevole Landieri, non v'è dubbio che se dovesse passare valuterà con molta attenzione e sensibilità e soprattutto con senso di responsabilità l'opportunità eventualmente di rimettere il mandato di vicepresidente. Allora, sul serie Di Pasquale, tra poco apriamo anche la pagina della sanità perché abbiamo da mostrarvi un'intervista che la nostra Simona Mazzone ha realizzato con il marito della professoressa Gallo, la professoressa vittima dei ritardi istologici dell'ASP di Trapani. Qualche giorno fa si sono celebrati i funerali, veramente un dolore non solo per la comunità di Mazara del Vallo ma per tutta la Sicilia e per tutta Italia, perché di fatto questa è una vittima di mala sanità, c'è poco da dire. Quindi tra un po' un'intervista esclusiva che abbiamo registrato appunto con il marito, il dottor Tranchida, il professore Tranchida. Allora, su questi temi, insomma, si dovrebbe ragionare, no? Su un serie Di Pasquale, insomma, non sui franchi tiratori, insomma, sulle manovre d'aula. La Sicilia in questo momento è ultima in tutte le classifiche. Sì, chi va? Parlo io. Mettetevi d'accordo, vai, Di Pasquale. Allora, le cose però sono collegate, le finanziarie, le manovre con la mala sanità, sono collegate perché le manovre finanziarie sono poi quelle che devono sostenere le politiche che si vogliono portare avanti, cioè quando si fa una finanziaria si decide se si vuole più o meno sanità e così via. E noi abbiamo messo briciole a tal punto che solamente nell'ultima finanziaria abbiamo messo qualche risorsa, ma sempre briciole rispetto, considerate che la scorsa finanziaria abbiamo approvato una finanziaria di quasi 1 miliardo di euro, 950 milioni di euro. E su questo per la sanità, su quello abbiamo messo un intervento di, se non ricordo male, 30 milioni di euro per le liste d'attesa. Ora, questo fatto è stato bruttissimo che è successo e vi dico... Cascato Di Pasquale, no, ce l'abbiamo? Ogni tanto... Mi sentite? Sì, adesso sì, Di Pasquale, però, ecco. Va, se io non fossi mai intervenuto sulla questione, neanche mi permetterei a parlare per non strumentalizzare politicamente un fatto brutto che è accaduto. Ma ci sono decine di interventi già da Musumeci, miei, manifestazioni, di tutto, dove diciamo guardate che la gente non si fa neanche le radiografie, le ecografie, guardate che la gente, anche i malati oncologici sono in lista d'attesa, guardate che non si operano, guardate che devono aspettare anche un anno per fare tutta una serie di cose che possono essere salvavita. Se non le avessi dette insieme ad altri colleghi queste cose per anni, perché ormai per anni, io oggi non interverrei, non direi nulla, ma io devo dire solamente oggi che questa classe politica e anche quella precedente, perché avete 8 anni che governate, 8 anni che governate hanno avuto anche le risorse, perché non è vero che il Covid è stato quasi quasi un laccio al collo per Musumeci. Ci sono state una marea di risorse che non siete riusciti a spendere e purtroppo la gente muore. Qualcosina si sta facendo ora, però purtroppo i danni sono stati fatti. Allora, su un serie poi facciamo vedere la testimonianza del professore Tranchida. Avrei una domanda secca. Vai Antonio. A chi? Al deputato Tomarchio e a chi volesse rispondere. È vero che ci sono 300 milioni di euro da spartire tra i deputati in occasione della prossima finanziaria? Interrogativo? Dico la verità, non è un tema di cui ancora hanno discusso, non si è discusso di questo né nella conferenza dei capigruppo, né nelle riunioni mi risulta di coalizione, né nei corridoi. Poi se vuole cambiare la domanda e dire ma cosa pensi degli interventi territoriali, io lo posso dichiarare pubblicamente in televisione cosa penso, perché il mio è un giudizio assolutamente positivo. Poi che l'essere umano... Quindi ci sono o non ci sono questi fondi? No, la domanda a domanda secca risposta secca non so risponderle, cioè non ho il dato per risponderle, ma se ci fossero
io sarei il primo a presentare degli emendamenti territoriali. Perché? Perché fino ai giorni scorsi noi abbiamo inaugurato delle opere a Librino insieme al maestro Antonio Presti, e quelle opere sono state realizzate grazie a degli interventi cosiddetti territoriali, a quelli che chiamiamo mancette. Quindi se queste sono le mancette, io sono stato orgoglioso di proporre una mancetta in Parlamento, se di quello si tratta. Poi, se la domanda è, ci sono dei colleghi che hanno, come l'essere umano fa in tutte le cose, attuato delle enormi storture? Sì. E quelle vanno perseguite e perseguitate, finanche se diventano penali, finanche. Ma se invece c'è una questione centrale a questo punto. Antonio, un attimo, che dobbiamo andare però da Sunseri, dobbiamo fare vedere il servizio. La continuiamo questa storia delle mancette, anche perché si legherà il ragionamento, immagino, del deputato Luigi Sunseri, che in questi giorni diciamo, il Movimento 5 Stelle ha fatto proprio uno studio dell'onorevole Varrica, che diciamo, ha passato a raggi X tutti i finanziamenti regionali ai comuni, evidenziando storture oggettivamente anche qui imbarazzanti. C'è un comune diciamo, sui Nebrodi nel Messinese che incassa milioni di contributi, in tutto il comune sono 800 abitanti, insomma, quindi questo è il tema. Sunseri. Chissà perché. Ma intanto permettetevi di dire, come diceva bene prima l'onorevole Di Pasquale, che i voti, le bocciature della maggioranza sono strettamente collegati ai dissidi interni e soprattutto alla sanità, perché da quei giorni nasceva lo scontro sulla nomina del direttore generale di Fratelli d'Italia nei confronti del presidente della regione, che poi si è riversato assolutamente in aula al momento del voto, quindi non sono assolutamente scollegate. E cosa ancora più grave, il giorno del funerale della signora che poco fa lei citava, morta purtroppo per un tumore diagnosticato con enorme ritardo dall'ASP di Trapani, il presidente della regione non era presente al funerale, ma era a festeggiare in un festival enogastronomico a Galati Mamertino. Cioè lei capisce che è un presidente della regione in un momento molto triste per la nostra regione, dove non è stata detta mai neanche solo una parola, mai da parte del presidente della regione, se non richiedere le dimissioni del direttore generale dell'ASP di Trapani, e da tutt'altra parte della Sicilia per un festival enogastronomico. È una cosa di una gravità inaudita. Per me è stato uno dei gesti peggiori alla quale abbia mai assistito in 8 anni di deputazione regionale. Allora facciamo così, Sunseri, guardi, facciamo così, guardiamo il servizio, guardiamo la testimonianza, poi ragioniamo anche sulla testimonianza del professore Tranchini. Il servizio realizzato da Simona Marzone e Germano Latessa. Al tumore era stato dato troppo vantaggio incolmabile, nonostante la voglia di vivere di mia moglie, nonostante l'affetto della famiglia, nonostante l'impegno dei medici, e il tumore era già diffuso. Lui è Giorgio Tranchida, sua moglie Maria Cristina Gallo non c'è più. Aveva 56 anni, era nata a Mazzara del Vallo, faceva la professoressa ed è morta di cancro. Mia moglie ha pagato una serie di errori fatti da altri, una serie di cose non fatte che equivalgono comunque ad un errore. Operata per un fibroma all'utero a dicembre 2023, l'esito della biopsia le viene consegnato ad agosto 2024, ma ormai dopo 8 mesi il quadro clinico è compromesso con metastasi diffuse. A mia moglie è stata tolta la chance di poter fare scelte diverse e quindi noi abbiamo subito una condanna per volontà di altri. Si è scoperchiato il vaso, emergono oltre 3.000 casi di referti mai consegnati dall'ASP di Trapani, 356 diagnosticavano un cancro. E come mia moglie, tante altre donne che tra l'altro in quei mesi avevano fatto squadra per chiedere, diciamo, in tempi diversi l'esame istologico, perché poi dopo le prime richieste nel reparto dove veniva richiesto c'era anche un po' di fastidio, quindi tutti ricevevano la stessa risposta. E noi lo abbiamo scoperto per caso che questo ritardo era un ritardo sistematico.
Perché? Perché nel momento in cui mia moglie è andata a ritirare i documenti in ospedale, nell'archivio, un impiegato di quell'ufficio, un impiegato tra virgolette qualsiasi, ma lo stupore di mia moglie sul fatto che stava ricevendo un esame istologico dopo 8 mesi, ha mostrato un armadio con dentro dei faldoni, dei fascicoli, esclamando: scusa, ma non pensare di essere da sola, qua ce ne sono altri 3.000 nelle tue stesse condizioni. La domanda è possibile che lo sapesse soltanto quella persona che stava in quell'ufficio? Evidentemente non è così. La procura di Trapani apre un'inchiesta. Nel frattempo, lo scorso luglio, in 19 hanno ricevuto un avviso di garanzia tra medici, tecnici e infermieri. Croce, all'epoca direttore generale dell'ASP, non risulta tra questi. ASP e Regione oggi sono parti offese e alle udienze siederanno accanto alla famiglia di Maria Cristina. È strano, fa strano, evidentemente il fatto che siano dal nostro stesso lato quando si inizieranno le udienze sicuramente fa strano. Commozione e rabbia al funerale di Maria Cristina. Oltre al comune di Mazzara, qualche amico, dell'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e le istituzioni, e quelle non c'erano, quelle regionali non c'era nessuno. La pace la troveremo, la dobbiamo trovare per lei, ovviamente per noi, per i miei figli, per questa terra. La pace la troveremo, sì, una parte ci verrà data sicuramente dalla giustizia, da questa giustizia. E questo è il servizio di una storia che dovrebbe davvero far vergognare in tanti. Parto insomma dai commenti e dal nostro Antonio Condorelli, poi allarga a tutti, perché da tutti vorrei un commento. È cruciale, perché salvo nel caso in cui tra 3 mesi non scopriamo che io abbia poteri di chiaroveggenza, se veramente ci sono, come io sono certo, 300 milioni di euro sul piatto per le cosiddette mancette, alla politica spetta una scelta e spetta la consapevolezza. Quello che non si dica fra 2 mesi o fra 3 mesi o fra 6 mesi, non ci sono i fondi a sufficienza per le liste d'attesa, non ci sono i fondi a sufficienza per gli screening, non ci sono i fondi a sufficienza per i laboratori di analisi. Ecco, cerchiamo di essere anche consapevoli delle scelte, perché che non si ripetano fra 6 mesi o fra un anno le solite cose che abbiamo sentito dire, quando poi si presentano i problemi. Non ci sono stati fondi per la sistemazione idrogeologica, non ci sono i fondi per intervenire in situazioni di emergenza. Di Pasquale Sunzeri sul caso del professore Tranchide e della moglie Maria Cristina Gallo. Perfetto, questo non lo deve raccontare a noi, questo lo deve raccontare alla maggioranza e al governo. Guardate che ci sono state, io ho parlato... La storia grida vendetta di Pasquale, parliamoci chiaro, ci sono oltre 3.000 casi di ritardi di esami estologici, non facciamo propaganda né da un lato né dall'altro, ci sono già stati 3 morti su questa storia e ce ne saranno altri, sicuramente, perché 8 mesi sono un tempo incredibile in questi casi. Sono un tempo incredibile, non è tollerabile. Tutto il Parlamento dovrebbe alzarsi in piedi e gridare vendetta e aiutare questa famiglia e tutte queste 3.000 persone. Ma non solo il governo, Di Pasquale, voi siete tutti rappresentanti delle istituzioni. Di accusare il governo, non potete pensare di riconoscere le responsabilità della maggioranza alle opposizioni. Assolutamente, è una vergogna. Sunzeri e Messina. È una vergogna. Il caso è molto grave, molto triste, come dicevo prima, anche prima di guardare questo video che avete mandato voi in onda. A volte anche nei gesti si riconosce la sufficienza con le quali si trattano. Guardi, sono d'accordo con lei, Sunzeri, sono d'accordo con lei. Quel povero marito che ha perso la moglie perché la sanità siciliana non ha funzionato, è inutile girarci attorno, non ha avuto a fianco nessuno se non il sindaco del suo paese. Questo è gravissimo, secondo me, dal punto di vista delle istituzioni. Questa della sensibilità delle è istituzioni. una cosa che mi ha segnato particolarmente, l'ho detto anche in aula, perché secondo me è stato un gesto veramente molto molto triste da parte del Presidente della Regione, al di là delle responsabilità, perché
Poi ovviamente al Presidente della Regione nel caso specifico non si possono dare responsabilità, ma è ovvio che era un segnale molto 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 importante che non è stato dato, ed è una leggerezza e un errore enorme. È chiaro. Ma ora che per io dire, non so se ci saranno queste sul serio, risorse. io diciamo non guardo solo il Presidente della Regione, questa donna si era riferita anche al Presidente, al Vicepresidente della Camera Mulè, che l'ha aiutata, che ha sollevato il caso, non c'era neanche Mulè per dire, ecco, cioè non c'era nessuno se non il sindaco di quel paese, non c'era nessuno né dalla maggioranza né dall'opposizione regionale e nazionale e anche europeo, mi sentirei di dire. Quindi insomma questo è il caso. È chiaro che purtroppo la sanità torna a far notizia solo in due casi: quando la maggioranza si spacca sulle nomine dei direttori generali e dei direttori sanitari, e solamente quando poi ci sono questi casi che ovviamente colpiscono i siciliani. Ecco, probabilmente bisognerebbe tornare a parlarne in maniera chiara, in maniera esplicita, e non le nascondo che, ad esempio, nelle settimane scorse il mio collega Antonio De Luca ha rappresentato un report molto puntuale smentendo tutti i dati riportati sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina e di Palermo, che sono stati di fatto falsati e hanno cambiato completamente il destino di queste due strutture, glielo dico da palermitano. Quindi è evidente che sulla sanità si gioca una partita politica troppo importante sulle spalle dei siciliani. Messina. In merito alle risorse della finanziaria, io non so se saranno 300 milioni di euro o quanti saranno nel futuro. È chiaro però che bisogna fare un ragionamento che riguardi tutta la Sicilia, perché non può esistere, così come portato alle notizie di qualche giorno fa dall'onorevole Varrica, da uno studio fatto veramente molto bene, che il sindaco di Maletto abbia ricevuto negli ultimi 2 anni più risorse di Palermo e Catania. Non vi sfuggerà che il sindaco di Maletto in questo momento c'è un'indagine da parte della procura di Agrigento su mazzette e risorse date nella provincia di Agrigento a aziende che non sono certamente pulite, ecco, mettiamola così. Quindi esponente di Fratelli ovviamente d'Italia. diciamo bisogna. Ecco, questo non lo sapevo, ho dato un'informazione sicuramente in più. Ecco, probabilmente bisogna riflettere su come queste risorse andranno destinate e, come abbiamo già detto, noi presenteremo e abbiamo già presentato un disegno di legge che prevede una vecchia norma del governo Conte, la norma Fraccaro, che distribuiva le risorse nei territori e nei comuni per le opere infrastrutturali su popolazione e dimensione. Probabilmente Messina, poi andiamo in pubblicità. Messina, poi questa discrezionalità. Adesso ne riparliamo di questa storia dei contributi, perché questo è veramente interessante anche per la classifica che è venuta fuori. Messina, sul caso veramente incredibile questa storia. Bisogna essere seri, è una situazione gravissima, è un momento triste per la famiglia, un momento triste per la Sicilia. Non v'è dubbio che ognuno di noi si deve assumere la propria fetta di responsabilità, a prescindere che sia maggioranza o minoranza. Non v'è dubbio che adesso l'obbligo... Governate voi e i soldi non li avete messi voi per la sanità, non si deve permettere neanche a dirlo. Onorevole Di Pasquale, io voglio ricordare che dove ci sono le deficienze organizzative nella sanità, nelle strutture che mancano, nella pianificazione che manca, certo non è un problema che risale agli ultimi 2 o 3 anni, purtroppo la Sicilia com'è. Governate da 8 anni e in 30 anni avete governato 25 anni. 25 anni, si deve vergognare. Di Pasquale, faccia finire il ragionamento, almeno sul tema della Pasquale, io non interrompo mai nessuno, però dico, se non permettete di esprimere a ognuno la propria opinione, poi magari qualcuno sarà d'accordo e qualcuno no. Però Di Pasquale, prendi da Contomarchio, che nella sanità il problema è ecumenico, diciamo, rappresenta il centro, il moderato perfetto. Messina. Nella sanità il problema il discorso, stava facendo un discorso non è serio. solo un problema di personale, come nella fattispecie del caso Trapani, è un problema anche di strutture, è un problema di innovazione, è un problema di Messina, però posso fare una riorganizzazione. Ma perché dico? Io la faccio terminare. Però perché nessuno, non dico io l'ho detto, tutta la classe politica in generale, da destra a sinistra, da sinistra a destra, passando per il centro, perché nessuno, come dire, ha sentito il dovere di partecipare a questi. Io posso assumere la responsabilità per me, non posso parlare per gli altri.
Io purtroppo Guardi che è una cosa, secondo io me, non sono potuto andare, dico, ma a prescindere da ciò, dico, a prescindere che magari io sono dall'altro lato della Sicilia, ma ho una rappresentanza di governo, per carità. Allora voglio dire qual è adesso la responsabilità che tutti ci dobbiamo assumere, soprattutto a partire dalla prossima finanziaria. Cercare di evitare che certi casi possano di nuovo ripetersi, e non solamente per il problema degli esami istologici, ma per tutta una serie di esigenze, a volte anche gravi, che nelle nostre strutture ospedaliere capitano, e quindi non v'è dubbio che dobbiamo centellinare e utilizzare con la migliore razionalità possibile quelle che sono le esigenze della nostra sanità. Però noi diamo un sacco di soldi alla sanità però, delle altre regioni, diciamo perché la verità, continuano le migrazioni sanitarie. Non è che i siciliani hanno bisogno solo di risolvere i problemi nel campo della sanità, ci sono anche altri settori in cui è giusto che dobbiamo anche attenzionare e appostare delle risorse. E poi voglio dire in termini di mance, io vorrei dire anche la mia su questo. Ne parliamo dopo? Ritorno da lei, ne parliamo dopo, andiamo in pubblicità, perché le mance è pure un altro bel capitolo, perché l'ha sollevato questo studio. Devo dire che ci sono numeri veramente che fanno rabbrividire. Adesso recupero lo studio nella pausa pubblicitaria, vi leggo 4 dati anche per i nostri telespettatori, l'abbiamo dato nei giorni scorsi anche con i telegiornali, però veramente ci sono dei numeri che fanno da un lato sorridere, dall'altro rabbrividire. Dopo la pubblicità. Rientriamo nell'ultima parte della nostra trasmissione. Allora c'è Messina, avevo interrotto l'assessore Messina che stava facendo un ragionamento sui soldi, diciamo, da appostare anche, diciamo, a capitoli importanti come quello della sanità, e sulle mance, o meglio, mance, diciamo, in termini gergale, no? Sono questi contributi che arrivano. Lo sappiamo. Allora, io a proposito di questo, assessore, che arrivano anche perché c'è questo o quel deputato che spinge su questo o quell'intervento editoriale. È così o no? Sì. Allora, dico, premetto che comunque li hanno proposti tutti i deputati, di maggioranza e di minoranza. Quindi dobbiamo essere seri e dobbiamo essere anche trasparenti. Però non v'è dubbio che non sono da condannare, altrimenti diamo anche un'immagine distorta al cittadino. Se proporre un intervento territoriale significa realizzare un campetto, realizzare un parcheggio, acquistare un pulmino scuola a Bosso di un comune o realizzare un restauro di una chiesa che sta crollando, io non ci vedo nulla di scandalistico. È ovvio che chiaramente devono essere risorse affidate a enti pubblici, quindi principalmente ai comuni, che deve ovviamente controllarsi anche la gestione di queste risorse. Ma poi se un deputato propone di realizzare un parcheggio, una scuola o acquistare un pulmino scuolabus a vantaggio dei nostri cittadini, io non ci vedo nulla di scandalistico. Però scusi, assessore, poi ci sono anche gli altri. Allora, prendiamo questo caso che hanno analizzato i 5 Stelle. Cioè c'è questo comune di Maletto fa 3.000, lei lo conosce perché in provincia di Catania. No, a parte in provincia di Catania, lei nasce da amministratore locale, quindi sa anche quali sono i problemi delle amministrazioni locali. Maletto ha 3.500 abitanti, lei faceva il sindaco a San Giovanni della Punta, quanti abitanti ha San Giovanni? 22.000. 22.000, quindi diciamo molti di più di Maletto. Maletto prende, diciamo, in 3 anni 2,5 milioni di euro. Per una buona parte, cioè 1,5 milioni, secondo lo studio realizzato dal deputato Varrica del Movimento 5 Stelle, 1,5 milioni per le strade, per la risistemazione della Rocca, e poi altri, c'è la restante parte, il 1 milione, connesso alla promozione turistica. Ora, va bene che è un comune bellissimo dell'Etna, va bene che c'è una sagra della fragola meravigliosa, però dico, sicuramente non è un po' troppo? Sicuramente rispetto alla media di tutti gli altri comuni ha avuto molto di più rispetto ad altri, bisogna dire, perché è evidente e non c'è bisogno di nasconderlo. Poi ci sono altri comuni piccolini, vabbè, tra la classifica c'è anche Mazzara Sant'Andrea, che però ha i costi della discarica, Gibellina che ha i costi anche della capitale della cultura. Però ci sono un altro che mi è saltato all'occhio, è Santa Domenica Vittoria. Io l'ho dovuto, cioè non sapevo dove era, Santa Domenica Vittoria, provincia di Messina, sui Neboli. 1,5 milioni di euro, cioè sono 800 abitanti. Ha fatto il conto Varrica. Bisogna vedere se praticamente sarebbero 1.700 euro ad abitante. Però bisogna anche guardare se sono interventi strutturali per opere pubbliche, per feste, per sagre o per manifestazioni, o sono anche opere ovviamente per il dissesto idrogeologico. Bisognerebbe analizzare anche il contesto e l'esigenza e anche l'urgenza a volte. Sono d'accordo. Tomarchi, diceva lei? Ma diciamo poco fa... C'è un problema in questa vicenda. Chi è? Fai finire Antonio, fai finire un attimo Tomarchio. Se vogliamo sentire, così mi aggancio. Qual è il problema, Antonio? Il problema è semplicissimo, che se questi fondi devono passare
del singolo deputato regionale che incampa il voto per la finanziaria è una cosa ben diversa dal fare un bando e da scegliere di sostenere le periferie, in modo da premiare i comuni meritevoli con i progetti pronti e non quelli che sono amici degli amici. Questa è la differenza sostanziale tra il metodo che è stato operato fino adesso in Sicilia e il metodo di cui invece avrebbero bisogno i territori, cioè criteri validi per tutti, per chi ha i progetti pronti. Certo, dice, se c'è un comune, il progetto pronto, perché no? E non c'ha il deputato amico, perché non dovrebbe? Questo lo condivido assolutamente e rientra tra quelle storture di cui parlavamo poc'anzi. Il punto però focale, perché altrimenti si fa di tutta l'erba un fascio, il punto focale è capire, quando noi facciamo appello a queste mance e mancette, di cosa stiamo parlando. Quelle sono le storture di cui parlavamo, cioè non si può a un comune di 3.000 abitanti, poi ci sono peculiarità eccetera, 1 milione di euro in 3 anni di promozione turistica, viva Dio, è un'esagerazione. Lo possiamo dire, lo diciamo noi per primo che siamo della maggioranza, però dire che il Parlamento, cioè io che giro il territorio 24 ore al giorno, e ogni comune che frequento ricevo istanze, perché poi i comuni negli anni sono stati abbandonati, quindi comunque hanno decine di istanze, pubblica illuminazione, ma sta alla sensibilità anche del deputato. Se arriva il comune dal Dedali e ti dice ma c'è modo di avere un finanziamento di 100.000 euro per portare il cantante dal Dedali, sarà una roba importante, ma io non me ne faccio carico. È una cosa di cui non mi sono mai fatto carico, ma se io giro un comune di 1.000 abitanti o di 10.000 o di 100.000 che mi dice guarda abbiamo problemi con la pubblica illuminazione, abbiamo problemi con questo, milioni di problemi dei comuni, io sono orgoglioso di prendere quelle istanze, portarle a Palermo e rappresentarle, ma se non fa questo la politica, ma che cosa facciamo? La spiegazione di Pasquale e poi ci salutiamo perché so che deve andare via. Allora, io ho rimandato l'incontro. Allora, la situazione la seguo da 30 anni, 21 di amministratore e 15 quasi da parlamentare. Ma è stato sempre così. I parlamentari si sono fatti carico dei territori. Il problema è che negli ultimi anni ci sono stati gli affari. Il problema è che negli ultimi anni gli emendamenti, alcuni emendamenti che hanno portato a finanziare determinate cose, c'erano dietro affari, giro di soldini, familiari e così via. Questo ha creato lo scandalo. Ma io, da vice sindaco nel 1998, da sindaco poi a seguire, da deputato, per esempio, ho fatto finanziare sempre la legge 6181, che è la legge su IVA, e che è una mancetta che avviene da 30 anni. Tutto questo. E così è stato sempre. Il problema è stata la stortura, che è un'altra cosa. Dopodiché ci sono gli interventi ovviamente per le progettazioni, ci sono gli interventi per chi ha i progetti pronti, questo è un altro discorso. Ma poi si è fatto un pochino di confusione, è stato inserito di tutto e più di tutto, ma io parlo per me, per il sottoscritto e per tanti altri dell'opposizione che non sono andati a finire né sotto indagine né indagati, appunto, né hanno fatto parlare i giornali, perché tra gli emendamenti che abbiamo presentato c'erano cose normali. Dopodiché il tema è un altro. Una cosa sono gli interventi che devono fare i deputati dal punto di vista delle cose che riguardano i territori, l'aeroporto di Comiso. Che riguarda sul territorio, non presentiamo emendamenti sull'aeroporto di Comiso perché è una mancetta, esempio, e così via. Discorso diverso, la sagra, il padel e tante altre cose che veramente non. Noi di queste cose, per fortuna, non ne abbiamo mai fatte. Insomma, tutti ce l'hanno. Tutti ce l'hanno, De Pasquale è trasversale, non facciamo ora. A me mi dovete fare una cortesia, o siete in grado di dirmi tu l'hai fatto oppure a me non me lo dovete. Gliene dico un paio, Messina. Vabbè, gliene dico un paio, Messina. Vabbè, Dopodiché, scusate che concludo, dopodiché la cosa grave è un'altra, che in una finanziaria di 1 miliardo, che è stata la scorsa finanziaria, 100 milioni forse di euro saranno andati ai territori e ai comuni, ma 800 milioni di euro potevano andare alla sanità e a tante altre cose dove non ci sono andate.
Allora, io saluto Antonio Condorelli che ci lascia, lo ritroviamo ovviamente la prossima settimana. Ciao Antonio e grazie per essere stato con noi. Lo vedo frizzato? No, va bene, lo vedo frizzato. Allora, sul serio andiamo a chiudere, adesso colleghiamo anche Totò Calì che insomma ci saluta con le sue vignette, almeno sorridiamo un pochettino. Sul serio. Chiudiamo su questo studio di Varrica che ha fatto discutere, forse non c'è neanche sul serio. Non lo vedo in bassa frequenza, chiedo alla regia di darmi diciamo un riscontro. No, eccolo qua, si è agganciato sul serio. Allora, sul serio, diciamo in chiusura, su questa storia dello studio di Varrica che è veramente interessante. Non ha sentito. Io non lo sento, sul serio, dicevo, mi stavo rivolgendo a lei, onorevole sul serio, dicevo, sullo studio di Varrica, diciamo che è in chiusura, che mi è sembrato veramente interessante. Guardi, intanto mi permetta di fare un ringraziamento al collega Varrica perché il lavoro è veramente ben fatto e non è un intervento urlato dallo scranno dell'Assemblea o un TikTok ai quali ormai ci stiamo abituando a fare politica, ma è un lavoro veramente di ricerca fatto veramente molto molto bene e vado orgoglioso insomma sia del lavoro svolto sia del collega. Io personalmente, come si sa, come è stato detto precedentemente, faccio parte di quei deputati che hanno presentato gli emendamenti territoriali e li rivendico. E rivendico il fatto di non essere finito sotto indagine per mazzette, corruzione, scambio, altro. Ho finanziato interventi infrastrutturali sparsi per il mio territorio e non solo, che hanno avvantaggiato un comune guidato da Fratelli d'Italia, un altro guidato dalla DC, un altro guidato dal Movimento 5 Stelle, un altro dal Partito Democratico come Cefalù. Quindi in maniera assolutamente libera e trasversale, finanziando quello che ho sempre ritenuto più opportuno perché avevano già magari dei progetti, oppure finanziando a volte anche dando una mano ai comuni per la progettazione, perché io non sono neanche d'accordo al fatto che bisogna finanziare solamente i comuni che hanno un progetto esecutivo, perché è come dire ci sono quelli bravi virtuosi che hanno dei progetti già pronti e vanno finanziati, invece ci sono quelli poverini che stanno già male, che non hanno un euro di finanziamento, che non hanno nemmeno un progetto e li abbandoniamo e li facciamo diventare come dire carne da macello rispetto a tutti gli altri. Quindi questa politica a me convince. Io non so se ci saranno risorse destinate al Parlamento, se ci saranno è nella mia disponibilità poterlo fare, ripeto, evitando, come fortunatamente poi si è smesso di fare, emendamenti ad associazioni, fondazioni e roba del genere, che quella veramente è stata una stortura dell'Assemblea regionale siciliana, alla quale per fortuna poi si è dato fine. Poi sugli emendamenti territoriali io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, perché va bene, grazie. Un restauro del castello di Caccamo, che è della regione siciliana, non credo di fare una cosa che va come dire politicamente a mio favore, ecco. Va bene, allora chiudiamo con Totò Calì con le sue vignette. Ciao Totò, intanto benvenuto. Eccomi, buonasera. No, non ci credo, stai sorridendo, non dico ridendo, stai sorridendo. Oggi le vignette di Totò Calì che cosa ci raccontano? Vediamo alla fine, vediamo se fai sorridere anche loro. Raccontano la Sicilia. Ah, ecco. Cominci così, la tocchi piano, come si suol dire. Che ride lei, Domarchio? Ride, Domarchio ride. È uno squalo, non uno squalo, Galvani. È uno squalo, quindi è una scatoletta di tonno. Fino a scatoletta di tonno. Eccolo qua, Galvani, insomma, dopo tutte le cose, insomma, le inchieste che stanno girando attorno a lui. Andiamo avanti, prossima vignetta. Sanità. Ecco qua, sulla sanità, che ce ne sarebbe da dire. Questa è riflessiva, però, Questa signora dice, ma che mala sanità? Signora, la mala sanità non sta in corsia, ma nei palazzi. Caro mio, la signora, ma anche in tanti ospedali, guarda che nessuno escluso. Poi andiamo avanti. Andiamo avanti. Questo che è? Oggi c'è le infrastrutture. Qualche giorno fa c'è stata l'inaugurazione del raddoppio della corsia della nuova tratta di Cocca Catena Nuova. Quindi il raddoppio, diciamo che fa solo. Che ride, Domarchio? No, questa faceva ridere. Anche lei. C'è quello che dice Di Pasquale, anche Di Pasquale ride. Di Pasquale, quando andremo con l'autostrada a Ragusa, dalle sue parti? Quando ci arriveremo? Sì, l'autostrada. Io penso fra un
2 anni, Ah. 2 o 3 anni ci possiamo arrivare. 2 o 3 anni, insomma, tempi sempre molto... Ma ne devono fare di strada per fare L'autostrada stanno facendo, non è che Stanno facendo la superstrada, l'autostrada. stanno facendo su questa, quindi vediamo come finirà. Andiamo avanti, prossimo. 1800. No, ci sono i lavori in corso. Oh, il ponte! Ecco, finalmente, dopo le assunzioni, ecco le prime foto del col ponte. Con la fotografia, manco il plastico, proprio direttamente la Con la fotografia. scenografia. La scenografia, proprio. Quello fa l'applauso di Pasquale, il quadrato di Pasquale sta facendo l'applauso alla vignetta. Ecco. Poi Insomma, non c'è da applaudire. andiamo avanti. Andiamo avanti. Che sei ancora Sei ponte? sempre sul ponte durante le assunzioni. Ah, Che sai fare? Castelli in aria, assunto. assunto, ride anche Messina su questo e anche su Zeri. E qui insomma oggi davvero caustica la matita di Totò. Abbiamo finito o ce n'è altre? Abbiamo finito. Abbiamo finito. Ciao Totò, buon fine settimana anche a te, ci vediamo la prossima settimana. Anche a voi. Vediamo di che parleremo la prossima settimana anche con Totò Calì. Allora ringrazio il deputato regionale di Forza Italia Salvo Tomarchio. Grazie a voi. Grazie. Ringrazio l'assessore agli enti locali, l'assessore regionale agli enti locali Andrea Messina. Grazie a voi, buona Ringrazio giornata. il deputato regionale del Partito Democratico Nello Di Pasquale, ringrazio il deputato regionale del Movimento 5 Stelle dov'è? Luigi Sunseri, ringrazio il nostro Antonio Condorelli e grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento con il punto la prossima settimana.